il sogno della tua vita? Il sogno nel cassetto? Sincera, dai, non ti preoccupare. Di trovare subito un posto di lavoro. Di trovare un posto di lavoro? Sei in cerca di lavoro? Sì, Sei di Marsala? sì. E quanti anni c'hai? 24. 24. E come hai detto che ti chiami? Ma no, il lavoro purtroppo devo andare. Va bene, ok, Sì. grazie. Come ti chiami? Salvatore, Salvatore, quanti anni c'hai? io 21. 21. Lavori? Sì, per ora aiuto mio padre come giardiniere. Va bene, ascolta, sei singolo o sei fidanzato? No, fidanzato. Fidanzato, da molto tempo? Sì, da 4 anni e 8 mesi. Ho fatto Da 4 anni e 8 mesi. Ascoltami Salvatore, io volevo farti una domanda semplice. Esatto. Mi dica. Noi di Stranamuri Siciliano vogliamo sapere se tu hai un sogno nel cassetto. Come tutti i ragazzi, d'altronde come tutte le persone, avrai sicuramente un desiderio, un obiettivo da raggiungere, giusto? Ma sì, Qual è il tuo sogno nel cassetto? è molto semplice, trovare un buon lavoro e avere una famiglia per conto mio. Va bene, grazie Salvatore. Come ti chiami? Antonella, Antonella, quanti anni c'hai? 16. 16. Dimmi Antonella, tu logicamente nella tua vita avrai sicuramente un desiderio, un obiettivo da raggiungere, giusto? Sì, Qual è il tuo sogno nel cassetto? per adesso studiare e poi magari diplomarmi, così. Sei fidanzata? Sì, Ho capito, quindi il sogno nel cassetto è diplomarti e andare avanti e magari sposarti, non so, avere bambini? sì, certo. Sì. Ok. Sei di Marsala? Sì. Buongiorno. Grazie. Siamo di nuovo in un'altra tabaccheria del Cassaro della zona di Marsala. Ciao. Io sono Alberto di Stranamuri Siciliano. Come ti chiami? Danilo, Danilo, dimmi, volevo farti solo un'unica domanda importante. Danilo, quanti anni c'hai? 21. 21. Naturalmente nella tua vita avrai avuto sicuramente un desiderio da realizzare, giusto? Sì. Noi di Stranamuri Siciliano vogliamo sapere qual è il tuo sogno nel cassetto. Il mio sogno nel cassetto. Tranquillo, non ti preoccupare, dai. Diventare qualcuno. Essere importante. Sì. Magari finire in televisione. No, in televisione no. Fare l'attore. Neanche. Diventare qualcuno importante nella tua vita praticamente. Realizzarti nel lavoro. Tutti i miei sogni, più che altro. Ok, grazie Danilo. Come si chiama? Giacomo? Allora, signora Giacomo, mi dica, lei è sposata naturalmente? Sì. C'ha figli? Sì. Noi di Stranamuri Siciliano le volevamo fare una domanda. Eravamo interessati al suo sogno nel cassetto. Il mio sogno? Io dipingo e quindi mi piacerebbe dipingere tutta la vita. Le piacerebbe praticamente diventare famosa, che i suoi quadri... Sì. Un bel sogno, complimenti. Buongiorno, sono di Stranamuri Siciliano, lei si chiama? Giussi. Giussi. Allora ascolti Giussi, questo è il suo figlioletto? Sì. Qual è il suo sogno nel cassetto, Giussi? Il mio sogno nel cassetto è di arrivare, diciamo così, a vedere crescere in salute i miei figli. È da molto tempo che è sposata? Sì, 18 anni. C'ha questo figlio solo? No, anche un altro più grande. Va bene Giussi, la ringrazio. Buona giornata. Volevo sapere semplicemente qual era il tuo sogno nel cassetto. Realizzare. Sei di Marsala? Sì. Vai a scuola? Sì. Quindi il tuo sogno nel cassetto sarebbe quale? Realizzarmi nella vita, nel lavoro. Cioè? Praticamente Diventare notaio. diventare notaio? Un bel sogno, complimenti. Mentre per te? Diventare avvocato. Avvocato, mizzica. Avvocato per ora ce n'è bisogno perché lavorano parecchio. Infatti. Siete tutti e due di Marsala? Sì. Siete single o fidanzate? Single. Tutte e due? Va bene, è andata a scuola? Complimenti. Ciao, come ti chiami tu? Arrivederci, Antonietta. Antonietta, e tu? Sei di Marsala? Sì. Come ti chiami? Patrizia, Patrizia. Quanti anni c'hai Patrizia? 39. 39. Sei single o sposata? Fidanzata. Fidanzata. Ascolta Patrizia, potremmo sapere noi di Stranamuri Siciliano qual è il tuo sogno nel cassetto? Di sposarmi. Di sposarti? Sì. Di sposarti e finalmente avere figli, cose eccetera eccetera? Esatto. Va bene, sei di Marsala? Sì, Marsala. Ok, grazie Patrizia. San Martano, Ciao. Dorotea. Dorotea si chiama? Sì. Un bel nome Dorotea. Ascolti, quanti anni c'è? Io 42. 42. E a 42 anni quale sarebbe il suo sogno nel cassetto? Ma non c'ho tante. Sono state bene accettati i miei sogni, quindi non ho. Sì, ma ancora diciamo 42 anni è abbastanza giovane, giusto? Per cui grande sogno. un desiderio che nella sua vita vorrebbe realizzare, quale sarebbe? Una bella gita.
Una bella gita, un È viaggio. un viaggio, certo, un Quindi viaggio. questo è il suo sogno nel cassetto, fare un viaggio, Fare un viaggio. magari in un posto dove lei desidera, giusto? Certo, sicuramente con la Molto famiglia. famoso qua di Piazza Impero, mi sembra, sì, sempre a Marsala. Ciao, tu sei? Aurelio, Aurelio, dimmi Aurelio, quanti anni c'hai? 20. 20, sei fidanzato? Sì. Ascoltami Aurelio, noi di Strano Amore Siciliano oggi ti faremo una domanda molto importante. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Il mio sogno nel cassetto è grande, è molto... Dillo. Intanto il bar non è mio, quindi per adesso, ma spero tanto di poterne aprire uno tutto mio poi. Quindi il tuo sogno nel cassetto sarebbe aprire un bar di tua proprietà e lavorare alla grande. Con me e la mia ragazza, siamo tutti e due del campo della ristorazione, questo. Speriamo noi di Strano Amore Siciliano che il tuo sogno sia vero, ok? Ciao, io mi Grazie, chiamo Aurelio. Antonino. E tu? Salvatore. Allora Antonino, dimmi, quanti anni c'hai? Io ho 30 anni. Sei di Marsala? Sì, sì. Ascoltami Antonino, noi di Strano Amore Siciliano ti vogliamo fare una domanda importante. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Ma il mio sogno è di realizzare un futuro abbastanza positivo, un lavoro, una bella donna, è tutto. Essere felice, magari sposato, con figli e realizzarti nel lavoro, essere importante. Esatto, sì, soprattutto questo. Mentre per te? Per me è un lavoro perché sono sposato e amo la mia donna e ho un bimbo, avere soltanto un lavoro che posso campare tutto l'anno, un lavoro eccessivo. Sei anche tu di Marsala? Sì. Ok, grazie ragazzi. Ciao. Ciao. E voglio salutare il mio bimbo. Ciao Marti. Ciao ragazzi, sono Alberto di Strano Amore Siciliano. Come ti chiami? Anthony. E la tua fidanzata come si chiama? Niente, non si chiama, se ne va. Ascoltami Anthony, sei di Marsala? Sì, Dimmi, quanti anni c'hai? 17. 17. Dimmi Anthony, tu naturalmente nella tua vita avrai sicuramente un desiderio, giusto? Un desiderio grande da raggiungere, un obiettivo, giusto? Correre con i motocross. Correre con i motocross. Questo è il tuo sogno nel cassetto? Sì. Va bene, ok, noi di Strano Amore Siciliano speriamo che si realizzi il tuo sogno, ok? Ciao Aurelio. E tu? Angelo. E siete di Marsala? Sì. E tu? Pure. Ascolta, noi stiamo facendo un'intervista. Stiamo girando Marsala per domandare qual è il sogno nel cassetto. Voi due naturalmente nella vostra vita avrete sicuramente dei sogni, giusto? Dei desideri che vorreste che si realizzassero, giusto? Il tuo qual è? Il tuo sogno nel cassetto? Fare musica. Fare musica. Diventare un musicista. Sì. Tu studi per musica? Sì, suono basso e chitarra. Sei bravo? Abbastanza, raga. Va bene. E invece il tuo? Il mio, se come canto è anche Ah, tu canti? suonare. Canti bene? A Abbastanza. livello professionale? Sì, sì. Hai fatto qualche CD? No, ancora no. Però provvederemo col mio gruppo. Quindi il tuo sogno nel cassetto è diventare cantante? Sì. Ok, vabbè, e lo spero per voi ragazzi, speriamo che si realizza il vostro sogno, ok? Ciao da Strano Amore Siciliano e ciao da me. Amici telespettatori, siamo in un bar, una centralissima di Roma, stiamo per vedere che cosa ne pensa la gente di questa, diciamo, di questo argomento che abbiamo questa settimana, l'argomento del sogno nel cassetto, ma ora vediamo. Ciao, sono di Strano Amore Siciliano, come ti chiami? Tonino, Antonino, dimmi, ha molto che lavori qui in questo bar? un 3 anni, Quanti anni c'hai Antonino? 24. 24, sei di Marsala? Sì, Ascolta, ti posso fare una domanda? prego. I nostri amici telespettatori di Strano Amore Siciliano vorrebbero sapere qual è il tuo sogno nel cassetto. Il mio sogno nel cassetto, lo devo dire a tutti? Sì. Se il mio sogno nel cassetto rimane il mio sogno nel cassetto. Ma lo puoi dire? Magari per vedere un desiderio, un unico desiderio che tu hai nella tua vita, quello di realizzare qualcosa di importante. Ce ne sarebbero tanti da realizzare. Scegliene uno e lo dici. Avere un futuro migliore. Per me questo è il migliore, cioè avere un futuro migliore. Questa è la cosa che vorrei avere io. Va bene, speriamo che sia vera, ok? Complimenti, ciao, buon lavoro. Passiamo ad un altro. Ciao. Tu sei? Antonino. Antonino. Dimmi Antonino, ha molto che lavori in questo bar? Un annetto. Un annetto. Ascoltami, ti posso fare una domanda per Strano Amore Siciliano? Prego. Dimmi, qual è il tuo sogno nel cassetto? Il mio sogno nel cassetto, ma non ho nessuno, di avere un'attività per i fatti miei, lavorare per avere una cosa per i fatti miei. E di realizzarti? Di questo realizzarmi nell'ambito lavorativo. Questo.
E nell'ambito sentimentale? La sentimentale va tutto ok, c'è una ragazza bellissima, anzi la saluto, ciao Francesco, un bacione. Ok, hai detto che ti chiami? Antonino, E sei di Marsala. di Marsala. Quanti anni c'hai? 20. Va bene Antonino, complimenti, auguri. Ciao. Vediamo dove possiamo andare. Ciao. Ciao. Tu sei? Antoine, Antoine, da quanto tempo lavori in questo bar? 9 anni. 9 anni. Scusa, ti possiamo fare una domanda per gli spettatori di Strano Amore Siciliano? Qual è il tuo sogno nel cassetto? Quello che ha detto il collega mio poco fa. Il desiderio della tua vita. Uno dei tanti desideri, perché credo magari che ne avrai tanti, giusto? Ho avuto quasi tutto. È un unico desiderio dove tu vorresti che si realizzasse, qual è? Qual è il mio desiderio? Sincero, dai, No, perché no? Di vedere i miei figli tranquillamente felici e contenti. sistemati. Perfetto. Tu sei sposato? Sì. Da quanti anni? Da 9 anni. Da 9 anni. Sei felicemente sposato? Almeno penso di sì. Poi bene. Ok, grazie Antoine. Ciao, buon lavoro. Abbiamo saputo un'altra opinione e ora passiamo, vediamo se qualcuno è disposto. Vediamo dove possiamo andare. Vediamo un cliente che sta prendendo un bicchiere d'acqua. Buongiorno. Buongiorno. Sono di Strano Amore Siciliano. Come ti chiami? Salvatore. Salvatore, ascolta, sei di Marsala? Sì, sono il titolare della... Il titolare del bar. Complimenti, un bellissimo bar. Ascolta, ti posso fare una domanda per gli spettatori di Strano Amore Siciliano? Dimmi. Naturalmente tu nel corso della tua vita avrai avuto sicuramente dei desideri, giusto? Certo. Oh, gli spettatori di Strano Amore Siciliano vorrebbero sapere qual è il tuo sogno nel cassetto. Diciamo che a me basta quello che ho, il mio lavoro onesto, stare bene, di salute e basta, non cerco altro. Sogni nel cassetto particolari, di superenalotti, di cose varie non ne ho. Vabbè, ma avrai sicuramente una meta da raggiungere nella tua vita. Continuare col mio lavoro onestamente e poi stare bene di salute sia io che tutta la mia famiglia. Perfetto, una meta bellissima. Ok, complimenti dell'attività. Valentina. Valentina, un bel nome, complimenti. Quanti anni hai? 23. 23, sei single? No. Sei fidanzata? Sì. Ascolta, noi di Strano Amore Siciliano oggi stiamo facendo una serie di interviste per sapere qual è il sogno il sogno del cassetto di un marsalese. Tu sei marsalese, sì? Sì. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Il desiderio della tua vita? Su Marsala, intendi? No, su te, essendo che tu sei marsalese, lo vogliamo sapere su di te. Sicuramente avere una bella famiglia un giorno e potermi sposare con l'uomo che amo. Avere bambini, crearti una famiglia. Sicuramente, un bel lavoro perché comunque alla fine essere soddisfatta lavorativamente, quello conta tantissimo. Certo. Ok Valentina, ti ringrazio. Grazie. Ciao Valentina. A te. Oh yeah!